piacere di essere a un importante avvenimento, 20 anni di Finpesca. La Finpesca cos'è? Un'azienda tra le più quotate a livello nazionale che in 20 anni è saputa crescere da azienda prettamente veneta ad azienda con espansioni in tutto il mondo. Tanto per fare qualche numero, 52.990 kg di pesce che ogni giorno passano per i loro magazzini, 1.150 clienti, le aziende più quotate, la grande distribuzione come Despar, AEO, Conad, Auchan, Esselunga, Famila, PAM e Bennett, quindi decisamente un'azienda da poter annoverare tra le eccellenze non solo del Polesine ma del Veneto. Adesso seguiamo in questa meravigliosa festa dove tutti i dipendenti, tutti i collaboratori sono qua in una conviviale che sottolinea lo spirito di appartenenza di questa azienda. Chiederemo al management alcune cose, l'orgoglio di aver portato in questi anni Finpesca al vertice a carattere nazionale, agli ospiti alcune sensazioni, aneddoti e eventualmente programmi futuri. Siamo uno dei soci fondatori di questa azienda, 20 anni di successi, 20 anni anche impegnativi. E in questo tragitto io sono stato presente quando avete festeggiato i 10 anni, c'era un entusiasmo alle stelle, lotto che questo entusiasmo c'è ancora adesso. Qual è in questo momento la difficoltà maggiore per chi fa impresa a questo livello come voi? A questo livello è la crisi che c'è in questo momento in Italia per avere qualsiasi contributo, per la grande concorrenza che c'è nella grande distribuzione su cui noi lavoriamo molto. Infatti stiamo puntando soprattutto all'estero e soprattutto sui prodotti terza e quarta gamma e nel futuro, spero prossimo futuro, nel cotto, quello che sarà alla fine poi definitiva del prodotto pesce, insomma. Ecco, lei fuori onda ci parlava di protocolli che state seguendo per garantire una qualità straordinaria, una collaborazione con l'università sia di Bologna che di Padova per avere il pesce, me lo spieghi lei? Stiamo facendo delle prove che il mio genero che si sta ingegnando su questo con paesani, soprattutto sui frutti di mare, per fare cozze biologiche che già stiamo facendo e stiamo già facendo contratti sia con l'estero che con i supermercati italiani, con la depurazione dei lupini in modo da darli senza la sabbia, con le veraci all'omega 3 e con un altro tipo di mitili che possono essere impiantati in Italia ed essere pieni per tutto l'anno, che abbiamo già fatto domanda alla Comunità Europea a Bruxelles ed è stata accettata. Poi ci stiamo allargando e puntando soprattutto sull'estero, perché l'Italia c'è una competizione un po' paradossale, diciamo. Com'è lavorare in Finpesca? Io mi trovo benissimo e sembra una frase fatta, ma la realtà è proprio questa. Io ho lavorato in diverse aziende, ho 62 anni e più di 35 anni di carriera. Ho lavorato nel più grosso consorzio di pescatori, quello di Goro, ho lavorato in moltissime altre aziende, poi l'anno scorso ho incontrato Evaristo ed Enrico e ci siamo confrontati. Loro mi hanno chiesto che cosa avevo nel cassetto e io ho detto un'infinità di cose. Dice: allora se vieni in Finpesca le tiriamo fuori e le proviamo a sviluppare, e così sta succedendo. Ecco, l'abbiamo chiesto anche ad altri interlocutori che abbiamo intervistato. Il valore aggiunto di questa azienda, che in 20 anni è diventata veramente un punto di riferimento a livello mondiale, lo sottolineo mondiale, è il management, secondo lei? Beh, in tutte le aziende il management è fondamentale. Io ho avuto l'opportunità di seguire questa azienda un anno proprio all'interno, lavorandoci all'interno, perché adesso mi sono spostato nella nuova azienda che è stata acquistata da Finpesca, che si chiama Ittica San Giorgio,
e all'interno ho avuto l'opportunità proprio di conoscerli, di viverci assieme uno a uno e di capire il valore di questi ragazzi. E la cosa che mi ha fatto molto piacere è che è piena di ragazzi. Con Riccardo Mazzanti, responsabile di Acquolina. Cos'è Acquolina? Acquolina è, diciamo, la nuova linea di Finpesca. I prodotti preparati è un servizio ulteriore che diamo al consumatore finale, quindi confezioniamo dei prodotti porzionati o preparati pronti a cuocere e il consumatore ne trae beneficio perché arrivi a casa e hai il prodotto pronto. Oggi la difficoltà maggiore della massaia è quella di portarsi a casa il pesce, pulirlo o addirittura ricettarselo. Il servizio che noi cerchiamo di dare con Acquolina è quello di dare un prodotto già ricettato, pronto per essere cotto o addirittura filetto o eviscerato pronto per essere preparato al forno o come meglio uno preferisce. Ecco, abbiamo sentito il management diceva il nostro fiore all'occhiello in questo momento è anche il protocollo di qualità, cerchiamo di seguire degli standard importanti. Questo viene riportato anche nel vostro business in Acquolina? È fondamentale. Quando dai un servizio di questo tipo al consumatore finale, la qualità deve essere controllata nei massimi punti critici, e questo perché è un prodotto che tu metti in vendita e dai ulteriori giorni di scadenza che col pesce sul banco ghiaccio non riesce a dare, quindi dando 7-8 giorni di shelf life al prodotto ci deve essere un lavoro di base sulla qualità del prodotto, sia a livello igienico-sanitario ma anche a livello di controlli. Con Enrico Bertaglia, responsabile sviluppo e marketing, cosa avete nel cassetto per sviluppare ancora di più questa azienda che in 20 anni ha fatto passi da gigante? Beh, di progetti ne abbiamo tanti, non posso svelarteli in anteprima, ma li potrete vedere nei nostri supermercati d'Italia già all'inizio del 2016 con dei progetti innovativi in ambito di sostenibilità alimentare, ambientale e niente, saremo i primi, speriamo, in questo settore ittico anche dal 2016, insomma per i prossimi 20 anni. Questo ci fa piacere. Qualcuno ha detto, quello che noti in questa azienda, e l'ho notato anch'io che sono venuto a fare delle riprese all'interno, l'età media è molto bassa. In Italia che si dice sempre è sclerotizzata, c'è un'età media dei dipendenti, dei collaboratori, alta da voi l'età media è molto bassa. È importante secondo te? C'è un valore aggiunto? Beh, allora diciamo che siamo cresciuti tanto, abbiamo dipendenti che sono qui da noi da sempre, da quando è nata la Finpesca. Sono arrivati giovani e sono ancora qui con noi dopo 20 anni. L'azienda crescendo abbiamo investito tantissimo sui giovani e lo stiamo facendo tuttora, quindi lunga vita a Finpesca e altri decenni di... soci di Finpesca della prima ora. Allora, 20 anni, sono volati questi anni, guarda. Direi proprio di sì. Siamo partiti nel 1995 come per scommessa, siamo al 2015 con una realtà che penso sia la più importante, soprattutto nel Polesine sicuramente, anche a livello provinciale penso che ormai sia una realtà la più grossa. Insomma, io parlavo con la signora Malafinotti, che è una vostra collaboratrice, e parlavo che sono stato in Russia per lavoro e un prete di una città vicino a San Pietroburgo mi ha detto: conosco il vostro comprensorio e ho guardato con interesse un'azienda straordinaria che è Finpesca, quindi avete una dimensione planetaria. Fa piacere. Però è un grosso impegno anche dal punto di vista morale, o non sbaglio? Direi che è un grosso impegno. Però è un impegno insomma che
un po' diviso fra tutti quanti, fra noi soci, e qui devo ringraziare i miei soci per questo traguardo e tutte le maestranze soprattutto che hanno contribuito al successo in pesca. Un po' di fortuna e questo è il risultato. Stiamo celebrando questa Finpesca, 20 anni di un successo esponenziale. Esatto, sì. Qual è l'alchimia secondo te? Ma l'alchimia è una voglia di raggiungere degli obiettivi sempre maggiori che ci parte praticamente, che ci viene praticamente così insegnata dalla proprietà e alla quale noi aderiamo molto, molto volentieri perché abbiamo visto che stiamo costruendo un polo importantissimo nella zona del delta padano. Diciamo. Ecco, voi siete un'azienda leader a livello mondiale a questo punto, non più a livello europeo o italiano. La responsabilità anche dal tuo punto di vista, cioè di creare un team di persone, io ho visitato la vostra azienda, ho visto come si lavora, c'è un'armonia eccetera, questo è determinante secondo te? Importantissimo, è importantissimo se non fondamentale direi, perché c'è la possibilità di colloquiare, perché bisogna dire che è colloquiare con qualsiasi referente dal punto di vista dell'azienda, quindi colleghi, ufficio, magazzino, ma anche proprietà. C'è la possibilità di parlare direttamente, quindi informazioni veloci ed informazioni semplici che ci danno la possibilità di lavorare al meglio, crescendo, evitando degli intoppi che possono portare indietro anche alla fine la produzione e il lavoro della nostra azienda. Pierluigi Bissacco, preso al volo, responsabile del magazzino. Allora voi mandate via più o meno quante tonnellate di pesce ogni giorno? Ma tante non riesco neanche a tenere il conto. Ecco, io ho visto che c'è una flotta di veicoli, più o meno di 100 mezzi, quindi il movimento è straordinariamente importante e soprattutto impegnativo. Qual è la formula per riuscire a raggiungere tutti i mercati italiani e anche europei in maniera tempestiva come fate voi? Ma sicuramente la serietà e il grande impegno di tutti, sicuramente. E la grande, esperienza da parte dei nostri datori di lavoro che si impegnano tutti i giorni al massimo. Ecco, tu da quanti anni sei in Finpesca? Io di 14 anni. Quindi hai seguito l'escalation di questa azienda, da azienda prettamente nord italiana a un'azienda proiettata addirittura in tutta Europa e forse in tutto il mondo. Se potessi dire qualcosa che dovrebbe essere migliorato? Ma attualmente niente. Siamo forti, andiamo bene così e speriamo vada sempre così. Con Adele Ambrosi, responsabile della qualità. Allora, diciamo che uno dei punti fermi di questa azienda è la qualità. È fondamentale la qualità nel prodotto ittico perché è uno dei cardini su cui si basa, e la freschezza, la qualità, ovviamente il fatto che il prodotto arriva sulle tavole poco tempo dopo che è stato pescato, viene controllato in tutte le fasi dal peschereccio fino alla tavola e questa è una delle cose più importanti che il consumatore chiede al prodotto ittico quando lo consuma, cioè che ci sia chiaramente l'aspetto del gusto, l'aspetto del piacere del mangiarlo, ma soprattutto della qualità, della salubrità del prodotto. Com'è collaborare con la Finpesca? Voi avete 100 mezzi che girano tutti i giorni, qual è la difficoltà che riscontrate? Nessuna difficoltà, tutto a posto. E lavorare col management com'è? Meglio ancora. Una generazione a confronto, Roncone Andrea e Roncone Silvia. Lascerà Roncone Silvia e Roncone Andrea Junior. Ma guarda, comincio da lei. Allora, innanzitutto, com'è importante per una ragazza giovane come te lavorare in un'azienda di questa caratura internazionale? Sicuramente, almeno parlo per quanto riguarda me,
è inutile partire soltanto seguendo quello che è il proprio pensiero, è molto importante piuttosto seguire quello che ci lasciano in eredità, cercare poi di rielaborarlo, di farlo nostro, comunque sempre seguire, mai allontanarsi troppo. Questo non vuol dire non essere originali poi nelle scelte, vuol dire soltanto non dimenticare quello che è stato fatto e che quindi ha permesso di essere al livello in cui ci troviamo adesso e che speriamo di consolidare. Guarda, un'altra domanda, però questa qua deve essere sincera. Quanto è difficile lavorare col babbo? È un piacere. Poi sai cosa ho notato? E questo qua le chiedo anche perché c'è questa alchimia, che tutti i vostri collaboratori sono orgogliosi di far parte di un'avventura straordinaria come questa. Com'è che siete riusciti a inculcare anche nei collaboratori questo spirito? Il motivo è cercare di coinvolgere i dipendenti, perché è come una joint venture praticamente, cioè dare responsabilità, si cresce insieme, premiare quindi l'operato dei dipendenti che diventano tutt'uno con l'azienda, perché se l'azienda va bene è anche grazie alla collaborazione dei dipendenti, di seri dipendenti, bravi dipendenti. Noi siamo un'azienda comunque che persegue sempre questo spirito familiare, colloquiale, informale, anche nella fraseologia che intercorre tra di noi quando stiamo lavorando. Piuttosto che freddi preferiamo, la scegliamo proprio come filosofia, quella di essere colloquiali, familiari, per cui penso che questo coinvolga poi anche il lavoratore che lavora per noi e lavora alle ultime postazioni rispetto alla trincea. L'entusiasmo che vedo le dà ragione e vi faccio i complimenti innanzitutto a tutto lo staff, ma proprio mi fa piacere vedere due generazioni a confronto e stranamente così in simbiosi. Cosa hanno presentato per lei, che persona navigata, persona di grande, come si dice, di grande esperienza, questi 20 anni di Finpesca? Allora, questi 20 anni di Finpesca per noi sono stati molto importanti perché siamo partiti da quasi zero e grazie ai nostri collaboratori, perché bisogna dire che grazie a tutti, perché da soli si fa poco, e siamo arrivati a questo livello e siamo molto contenti perché oggi come oggi possiamo dire di essere una delle prime in Italia. E grazie a tutti e sono contentissimo di questo. Complimenti. Come va il rapporto con i suoi soci? Perché sai, dopo dicono l'importante è riuscire a coordinare le varie idee. Voi siete 7 soci, sì, ma molto tosti, nel senso che non è che siete proprio, no, siete persone che hanno uno storico veramente impegnativo. Com'è? Ma è come che sia, va bene le cose perché bisogna che ognuno faccia il suo e dopo deve rendere conto a tutti gli altri, e finché le cose vanno bene, le cose vanno sempre bene. Non è una questione di denaro, ma uno sta anche bene, perché io ho 70 anni e lavoro non perché ho bisogno, perché mi piace questo tipo di lavoro e sto bene con i miei soci.